Passiamo ora alla categoria Juniores femmine. 3 le batterie previste. Nella prima troviamo in corsia 2 Asia Cetin, alla 3 Federica Groppo, in 4 Anna Pontarollo, alla 5 Carlotta Pettiti, in 6 Arianna Pasquale, alla 7 Francesca Todesco. Andrea Polo, corsia 4, Rinantes Venezia, Pietro Bruzzo alla 5 per l'Hydros, sono loro due molto vicini. Quest'ultima vasca che va a chiudere la farfalla ragazzi maschi è Andrea Polo 2:10,25 su Pietro Bruzzo 2:10,58, rispettivamente in seconda e terza posizione nella classifica generale, alle spalle di Maurizio Soccal, che sarà in corsia 4 questo pomeriggio. Quindi passiamo alle junior femmine, alla partenza, batteria 1.